Buongiorno a tutti e benvenuti in questo scivoloso video. Sono in Val Saisera, ho noleggiato degli sci di fondo, degli sci da fondo per meglio dire. Facciamo un giro su un circuito di 7-8 km, sinceramente non ho capito. Bello sci da fondo, l'avevo già provato un'altra volta e quest'anno avevo proprio gola di riprovare. Bello lo sci di fondo, mi piace, ma secondo voi quante volte ho già pensato dovrei venire qua in bici o avrei potuto portare la bici? Se mi seguite su Instagram avete già visto che domanda ho fatto. Ho postato un sondaggio: quante volte ho già pensato che avrei potuto portare la bici o che potrei venire per di qua in bici. Dopo, se trovo qualcuno, mi informo per capire se il percorso sia anche ciclabile. Comunque è un anello da 7 oppure 8 km con il giusto saliscendi. Anche la discesa, che dovrebbe essere la parte più difficile del fondo, l'ho fatta io, che ho provato una sola altra volta ed era fattibilissima, niente di preoccupante. Comunque molto divertente e sicuramente un ottimo allenamento. Faccio dei brevi stint in cui trovo il mio ritmo e vado senza guardare tanto il gruppo, e dopo, come adesso, mi fermo, così anche mi godo un po' il paesaggio. Non riesco ancora ad andare senza concentrarmi tanto su quello che sto facendo, ma per adesso ci sta. Comunque, invece, parlando di configurazione, biancheria termica, gilet di Ale e Hip Pack Pro di Evoc, configurazione perfetta, super top. Dai che spiana. Come in bici, anche qua vado più forte in salita, proprio la mia indole. Vabbè.